La corsa di Covid-19 dall'Asia, senza contare la Cina, arrivando in Europa, scalando rapidamente il nostro paese, che balza in pochissimo tempo in testa per contagi. La simulazione grafica è impressionante, ci fa capire come il virus avanzi senza sosta e velocemente. L'unica arma al momento sembra essere l'isolamento. Sanità pubblica chiamata ad uno sforzo eccezionale. A Vicenza lo slotto conta i posti letto che ha l'ospedale San Bortolo, ma che soprattutto può mettere a disposizione di terapia intensiva infettivi. Farete con i medici di base che diventano le sentinelle del territorio, il primo fondamentale filtro tra la malattia e l'ospedale. Stiamo creando una rete che cerca in tutti i modi e di non far entrare il paziente fragile e eventualmente sospetto all'interno dell'ospedale, perché questo è il rischio appunto di un caso intraospedaliero, di un cluster intraospedaliero, e di isolare tutti i pazienti che è possibile che siano positivi a domicilio. In questo caso è strategica la collaborazione con la medicina di base. La prima azione che è stata compiuta è stata quella di passare da un'accoglienza aperta dove c'erano gli studi aperti oppure gli studi con appuntamento e prenotazione, a far entrare un paziente alla volta, sia nella forma libera che nella forma su appuntamento, ma adesso si privilegia a tutti l'appuntamento telefonico. Tutto avviene via telefono, dalla ricetta elettronica al colloquio con gli utenti per invitarli a spostare visite e controlli magari alla volta di giugno-luglio. L'invito ai datori di lavoro che lasciano a casa i dipendenti di mandare una domanda al medico. Dai medici di medicina generale ai pediatri, anche per loro telefoni bollenti, passati dal picco influenzale dei bambini a dover affrontare il rischio coronavirus. Al momento continuano le vaccinazioni e i bilanci di salute dei neonati, ma anche i pediatri lanciano un invito. Li invitiamo anche a non frequentare degli ambienti con altri bambini. Adesso per motivi lavorativi le mamme sono sottoposte a un grande stress da parte dei datori di lavoro e quindi vorrebbero trovare delle soluzioni alternative, magari raggruppando ancora in qualche nido in famiglia, quindi con pochi bambini, però questo è molto pericoloso. Intanto le prossime ore potrebbero portare notizie positive. Stiamo in questo momento approntando tutti i controlli per fare uscire domani i primi 4 positivi.